Mister, è andata male, sfuma il sogno di raggiungere la finale scudetto con questa primavera. È sfumata, è sfumata, peccato perché ci credevamo, nonostante i nostri problematiche dell'anno ci stava. Dunque non c'è nessun rammarico verso le ragazze e mi dispiace che non siano riuscite nell'intento, che ci è mancato poco. Contro una squadra forte, un Inter sicuramente che darà del filo da torcere all'RS Roma. Sicuramente sì, perché è una squadra che gioca già da 3-4 anni assieme, è un compatto che comprende, ha fatto una Serie B che per poco riesce anche a vincere il campionato, è solida, però noi abbiamo visto anche oggi che nonostante i nostri problemi abbiamo tenuto testa fino alla fine. Peccato per i due gol presi i primi minuti del primo tempo e i primi minuti del secondo tempo che ci hanno tagliato sicuramente le gambe, quando noi abbiamo sfiorato il secondo gol del vantaggio sulla punizione di Manuela, che ha sfiorato il palo. Era una buona occasione, perché andare in vantaggio in quel momento lì era un buon vantaggio, un bel momento di ossigeno per noi. Noi che crediamo in voi e non abbiamo paura con voi in questa avventura, disposti a tutto per un sogno. Il Verona femminile è in alto, in cima al mondo. Giallo-blu, il Verona che mai molla è giallo-blu, una squadra che appassiona è giallo-blu, solo lei che ci emoziona è giallo-blu. Il Verona nella mia vita sempre di più. Giallo-blu, il Verona